pezzi, credo. Cari telespettatori, eccoci insieme, buona serata. Incominciamo con il primo tema, con i nostri primi ospiti, i primi interlocutori ed esperti. L'occasione in realtà è stata quella di un corso che è stato presentato dall'ente di formazione del Forema, il Forema, ente di formazione degli industriali, Industria Veneto Centro, sulla cyber security, ma in realtà il nocciolo del problema è un po' più diffuso e ben più preoccupante. La sicurezza informatica è un elemento determinante, come dire la sicurezza tra le nostre pareti domestiche, la sicurezza stradale, così ci dovrebbe essere anche diffusa il discorso e la prevenzione della sicurezza informatica, perché tutto, abbiamo visto, dipende da questo, la segretezza di dati, documenti, analisi, ricerche, insomma il mondo si svolge nel web, ma è sicuro effettivamente? Si pensa di progettare programmi di virtuale, ma non si pensa alla sua sicurezza, se non abbastanza relativa. Poi succede il problema, viene hackerato il sistema, abbiamo visto come è successo alla sanità in Italia, neanche nella regione del Veneto e non solo, succede nelle aziende, in grandi realtà aziendali, tutto si blocca, i rapporti si interrompono, lavori che sono stati intrapresi vengono cancellati in un secondo, ci sono ricatti, c'è di tutto un po' e tanti soldi che poi vengono spesi per porre rimedio a questo. Per parlarne abbiamo il piacere di avere qui in studio Pietro Orciolo, che è Chief Operation Digital Officer della Corvallis, grazie di essere qui con noi, che è il super esperto. Buonasera. Buonasera, ben arrivato, ci dirà anche la Corvallis che cos'è per coloro che non la conoscono. E naturalmente, se abbiamo parlato di un corso che parte adesso praticamente a settembre, metà settembre, Matteo Sinigaglia, che è il direttore del Forema, che come dicevo l'ente di aggiornamento più che di formazione in senso stretto degli industriali. Ben arrivato direttore anche a lei. Allora, innanzitutto, cominciamo da lei direttore, come mi è venuto in mente, direi anche finalmente, di andare a tirare per la giacca i manager delle diverse realtà aziendali e auspico anche pubbliche amministrazioni con un corso di questo tipo, perché non è tanto, vabbè che si rivolge ad addetti ai lavori immagino, quindi al tecnico informatico dell'azienda, però non è così semplice, poi vedremo cosa ci dice anche l'esperto. Assolutamente sì, siamo partiti da un problema di fatto, spesso le aziende sono coinvolte oggi come oggi in problemi come l'energia, la necessità di reperire materie prime, le catene logistiche, tutta una serie di altre attività per mantenere, diciamo così, competitiva evidentemente l'impresa nei mercati internazionali. Bene, tutti questi processi, queste attività, queste situazioni sono in un certo qual modo governate da sistemi informativi, soprattutto da sistemi digitali. Oggi come oggi lo sappiamo, qualsiasi tipologia di informazione viaggia sul web. Ma spesso e volentieri ci dimentichiamo che non si tratta solo di navigare in internet, ma quando abbiamo un dipendente, un collaboratore o parzialmente l'organizzazione in smart working, evidentemente lì abbiamo un problema, diciamo così, di accessibilità e di possibili intrusioni. Insomma, siamo in un territorio ad alta attrazione manufatturiera, spesso sì. Oggi gli strumenti, diciamo così, informatici stanno su quella che viene definita il cloud, quindi un po' questa nuvola, diciamo, non sono più interni all'azienda con dei rischi rigidi. Ecco, in questo caso anche lì, voglio dire, abbiamo delle possibili violazioni. E quindi l'obiettivo qual è stato? L'obiettivo in un certo qual modo è stato quello di rendere consapevole l'azienda dei rischi, andando a coinvolgere due referenti aziendali che spesso magari dialogano ma non riescono a trovare la giusta chiave di lettura, che sono appunto il manager informatica da un lato, quindi l'addetto ai lavori, lo specialista che magari su questi temi è già presente, gli stanno a cuore, sa già magari quale tipologia di intervento fare, e un interlocutore magari un po' meno avvezzo, se vogliamo, a queste dinamiche, che è appunto l'imprenditore, il manager, il direttore generale, l'amministratore delegato, che magari pensa più invece ai problemi che dicevamo all'inizio, per cui la crisi energetica, la difficoltà a reperire materie prime, il vendere nei mercati internazionali. Ecco, tutte queste dinamiche sono sempre più collegate e quindi l'obiettivo è stato quello di rendere concreto, diciamo così, questo dialogo con questi due mondi, andando a strutturare un percorso, diciamo, su queste due target, su queste due figure, ma cercando di narrare, di raccontare delle storie di vita vissuta, per cui quello che abbiamo messo in piedi non è tanto un percorso di natura tecnica, nel senso che può veramente partecipare chiunque. Abbiamo
veramente un range estremamente eterogeneo di aziende coinvolte che vanno dal turismo alla manifattura, ai servizi, ma soprattutto, diciamo così, anche un'età estremamente diversa, perché abbiamo giovani, meno giovani, abbiamo persone che insomma hanno magari fatto fior di azienda, ma che oggi di fronte al tema della cyber security la comprendono meno, e quindi abbiamo cercato di raccontare, di narrare soprattutto dei temi concreti, dei temi pratici. Ecco, io ricordo tanti anni fa in cui il vostro ente di formazione stava approcciando la digitalizzazione delle aziende con sforzi di non poco conto e la reticenza degli imprenditori. Avevo partecipato a qualche corso e ricordo la grande perplessità di imprenditori anche di un certo calibro naturalmente, e quindi a investire conseguentemente, e lo sforzo nella formazione di grande apertura cerebrale, intellettiva, speculativa in quest'ambito. Adesso c'è un passaggio ulteriore, bisogna pensare, la digitalizzazione è scontata, ma io devo pensare anche alla sicurezza. Poi si chiacchierava anche con lei prima, anzi forse prima alla sicurezza che poi a programmi di grande evoluzione, perché altrimenti è un problema. Il problema è questo, e le chiedo se lo avete riscontrato oppure no, che ci sono molte figure tecniche altamente qualificate che richiederebbero la propria azienda, per metterla in sicurezza, degli investimenti, perché non è che tutto è così automatico, e invece il titolare dell'azienda, il responsabile, eccetera, non comprendendolo appieno, non riesce a giustificare o dare l'autorizzazione a fare certi tipi di investimenti o anche di consulenze, perché poi alla fine si parla di questo. L'ho riscontrato obiettivamente, io ho fatto delle chiacchierate in giro però quando è capitata questa occasione, e sono rimasta appunto, ho detto sì, forse c'è anche un problema a monte da affrontare. Assolutamente sì, c'è un tema di natura direi quasi culturale. Culturale proprio. Esatto, spesso siamo abituati a vedere questi hacker, diciamo così, come rinchiusi all'interno di un bugigattolo, magari mega esperti informatici che attaccano la CIA, la NASA o chissà quale organizzazione mondiale. Gli Okikomori che sono Ma sì, voglio dire, cioè, abbiamo l'idea dei film, del 007 e quant'altro. In realtà diciamo non è proprio così, quantomeno la mail che riceviamo tutti i giorni, le classiche attività di phishing, piuttosto che i malware, che sono insomma appunto questi, se vogliamo, virus che si agganciano, diciamo così, alla nostra rete informatica. Ecco, questo non è assolutamente fatto da nessuno 007, ma sono delle vere e proprie gang, ahimè, poi ce ne racconterà meglio Pietro, il nostro esperto. Ma in un certo qual modo è un passaggio culturale. Oggi le aziende hanno ancora, diciamo, quel film in testa e quindi non si rendono conto che effettivamente ci vogliono degli investimenti, perché ahimè le aziende sono costantemente, ma anche in questo momento finché ne parliamo, certo, probabilmente la mia stessa azienda sta ricevendo degli attacchi perché sono simultanei e spesso l'azienda non è neppure a conoscenza. Il tema degli investimenti è un tema sensibile, evidentemente la coperta, lo sappiamo, è sempre corta. In questo momento poi... specie di questi tempi, insomma, le dinamiche, ahimè, per le imprese sono veramente tante e complesse. Dobbiamo dire una cosa, l'Italia è il quarto paese al mondo più attaccato dal punto di vista degli hacker. Ahimè, l'attività si è intensificata da dopo la guerra russo-ucraina, perché effettivamente, voglio dire, abbiamo non ultimo il sistema elettrico nazionale che è andato comunque, voglio dire, in forte complessità dovuto proprio ad attacchi hacker. Bisogna dire che dall'altra parte il nostro sistema paese non si è ancora totalmente responsabilizzato o reso conto di questo rischio. Ma quindi vuol dire che è il più attaccato perché ha preso meno provvedimenti sulla sicurezza rispetto ad altre realtà? Se mi dice il quarto paese mi viene paura, perché non stiamo parlando in Europa, le dice a livello mondiale. A livello mondiale. Quindi vuol dire che siamo indietro da questo punto di vista, oppure che siamo particolarmente attrattivi per non so quali ragioni? Beh, su questo diciamo abbiamo una miriade magari di piccole e medie imprese e quindi evidentemente è anche difficile poi organizzare, diciamo così, una difesa pronta e preparata. Bisogna dire dall'altra parte che soprattutto il governo Draghi, tramite anche il PNRR, ha comunque, diciamo, preso coscienza di questo rischio e ad oggi ci sono circa 660 milioni comunque destinati alle imprese per investimenti soprattutto preventivi
in ambito di cyber security. Questo è un bel vantaggio perché è vero che le aziende hanno la coperta corta e quindi è difficile poi, anche se vogliamo individuare i professionisti giusti, le consulenze giuste, capire banalmente che cosa fare, ma insomma con il percorso vogliamo cercare di creare un po' questo tipo di consapevolezza. Però diciamo che dall'altra parte è altrettanto vero che oggi si stanno mettendo in piedi una serie di sistemi di crediti d'imposta piuttosto che di sussidi diretti che possono essere interessanti, soprattutto per le piccole e medie imprese. Questo è importante appunto diffonderlo come fattore culturale, perché non tutti ne hanno contezza, conoscenza, consapevolezza dei rischi soprattutto. Allora, la sua esperienza, cerchiamo di capire chi è il dottor Orciuolo e che percorso anche lei ha fatto per arrivare a questa competenza, perché non è una cosa che uno pensa, mi invento da un giorno per l'altro, faccio un corso e in qualche mese sono pronto ad affrontare queste problematiche, no? Beh, premetto una cosa veramente importante che rende ancora più frastagliato il panorama della cyber security. Di ruoli della cyber security ce ne sono decine, quindi uno non è un esperto di cyber security, uno si può specializzare in un settore, ci sono gli attaccanti, ci sono i difensori, ci sono gli analisti. Nella nostra azienda quindi è un mondo aperto. È un mondo apertissimo, tra l'altro anche abbastanza avvincente e molto meno noioso di quello che si può pensare, perché praticamente si è in prima linea continuamente, fronteggiando il nemico con nuove sfide ogni giorno. È un lavoro estremamente avvincente. Fortunatamente alle mie spalle ho dei veri e propri guru. Noi facciamo parte del gruppo Tinexta Cyber, del gruppo Tinexta, e siamo una triade di aziende, Corvallis, Yoroi e Swoscan, e noi abbiamo formato praticamente il primo polo di cyber security italiano. Con sedi? Sedi distribuite, noi abbiamo più di 18 sedi, siamo sparsi in tutta Italia, ma il lavoro distribuito, che ormai è una cosa abbastanza comune, è anche uno dei fattori maggiori di rischio. Andando subito nell'argomento, cosa è successo? Ormai il perimetro aziendale non è più l'azienda stessa. Nella vecchia cyber, quella dell'antivirus, diciamo quella dove si metteva il dischetto e si scaricava l'antivirus, c'era il concetto delle mura aziendali. Io esco dalle mura aziendali e sono a posto. Ahimè, noi ci siamo portati l'ufficio a casa. Il perimetro è assolutamente labile, o chiamiamolo fluido se uno, diciamo, è più attento a quello che fa. Fatto sta, ormai la cyber è ovunque, noi possiamo essere in cucina, possiamo lavorare al nostro laptop in cucina e dare accesso a un hacker al nostro server aziendale, perché uno dei problemi più grandi è quello un po' della leggerezza. Ormai noi siamo molto dinamici e distribuiti anche nella nostra stessa realtà. Abbiamo 2 o 3 telefonini, abbiamo un tablet, questo tablet ogni tanto finisce in mano a nostro figlio, con questo tablet noi guardiamo la TV attraverso i programmi tutti i canali streaming. di apertura alla televisione. E faccio un esempio molto pratico che un mio collega fa spesso, è il discorso della villa in collina. In un mondo ideale la cyber sarebbe una casa con 2 finestre e basta. Ma chi di noi vuole una casa con 2 finestre e basta? O con una finestra addirittura? Tutti noi ambiamo un po' ad avere una bella villa con il patio, con la veranda, con la tenda, magari con la piscina. Quelle sono tutte opzioni di aperture verso il mondo cyber, cioè il mondo cyber, verso il mondo hacker. Una cosa che vorrei assolutamente premettere: il problema vero è il problema umano. Questo è il vero problema della cyber, perché di tecnicismi possiamo trovarne a bizzeffe. Ci sono migliaia di soluzioni, 100% italiane ad esempio come le nostre. Noi specificatamente ci occupiamo di Secure System Integration. Cioè, cos'è la System Integration? È far parlare mondi diversi, perché nel digital ci sono mondi diversi ovviamente, e devono dialogare tra loro. Bene, noi abbiamo aggiunto questo suffisso secure, perché ormai noi con la cyber by design, cos'è la cyber by design? È cominciare un progetto ponendo la cyber subito al tavolo, diciamo, della discussione, cioè cosa faremo domani con la nostra azienda. La cyber deve occupare uno dei posti, perché il vero problema, infatti attenzione, anche un po', diciamo, in maniera quasi cacofonica, come si chiama il momento post-attacco? Cosa bisogna fare? Si chiama disaster recovery.
Cioè suona male disaster recovery, certo. no? Ormai il problema c'è, assolutamente. Esattamente, se no si chiamerebbe recovery e basta. Ma l'elemento umano perché? Perché è imponderabile, perché è imprevedibile, creativo? Allora, l'elemento umano, diciamo, è imprevedibile fin quando non si cerca di porre fine a questa imprevedibilità, ossia distribuendo cultura all'interno dell'azienda, e questo è il fattore forse che più sfugge in questo periodo. E tra l'altro questo è anche un ponte verso chi deve fare cyber e chi deve acquisire cyber. Non si parla solo di rivoluzionare o ribaltare l'azienda, c'è già un corso di consapevolezza, come può essere questo, è già un passo avanti. Quando io mi rendo conto che la mia password di Facebook non può essere la password che uso, quella mail aziendale, non può essere la password che mio figlio usa per la squadra di calcetto, non può essere la mia password del servizio streaming di film, già là è un passo siderale in avanti. Ahimè siamo a quel livello là. Adesso farò un po' di ironia, ma le password più famose in Italia fanno una classifica ogni anno, le prime 3 sono Ciao 1, 2, 3, Ronaldo, Juventus e Federica, se non sbaglio, qualcosa di simile, sì. Probabilmente il nome del gatto, cioè quando siamo così ovviamente penetrare è la cosa più facile del mondo. Prima di tutto però vorrei sfatare un mito incredibile, ne ha parlato prima Matteo, però vorrei approfondire un attimo questo aspetto. Noi abbiamo questa idea appunto del mega genio chiuso in camera che punta appunto a far saltare la CIA nei suoi sistemi, no? Zero. La cyber security è assolutamente pesca a strascico. Ci sono delle gang che sono assolutamente paragonabili, diciamo, ai gruppi peggiori, mafiosi o diciamo di malavitosi, con un'organizzazione serratissima, hanno addirittura il customer care, magari ne parleremo dopo perché questo può far sorridere, invece dovrebbe far piangere in un certo senso, e queste persone formano i loro adepti con semplici kit d'uso. Quindi su Telegram, io vado su Telegram, vengo contattato da Lockbit, che è una delle gang, mi forniscono... Ma quindi si sanno anche quali sono? Assolutamente, mi forniscono questo kit d'uso e sono subito operativo. Non sono né un genio, né un informatico, né altro. Ho proprio delle soluzioni ready to use, come si dice, e là comincio subito a lavorare, diciamo, con le forze del male, in un certo senso. Quindi queste persone vengono gratificate e retribuite in qualche modo? Assolutamente. Quindi magari sono anche giovani, tra l'altro? Beh, non ne abbiamo certezza, ma insomma è abbastanza presumibile. Perché non si riesce a individuare l'identità? Ma in certi casi sì, in certi casi no. Diciamo che il vero problema è che il mondo del web, in questo caso del dark web, è veramente un mare magnum non regolamentato. È molto difficile riprendere un percorso e riuscire a stare dietro a questo tipo di persone. Di conseguenza, tornando sull'argomento di prima, queste persone, questi affiliati, diciamo, che sono migliaia, vengono presi e loro fanno una pesca a strascico. Cioè, non pensiamo che c'è una ricerca a monte, cioè non è che vado a attaccare quella banca perché so qualcosa, io attacco tutti e basta. Allora, questo è interessantissimo, io la blocco un attimo perché abbiamo la pubblicità, ma questo mi interessa, cioè è particolare perché effettivamente è vero, c'è chi vuole che si interessi a me, quella risposta... Manteniamo la parola tutti esatto. E dopo vi darò qualche esempio pratico. Esatto, ed è quello che uno ti dice, sì, figurati se non interessa la mia azienda o se interessa il mio sito, e invece no, attenzione. Pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo insieme.